Hai voglia di una Sardegna autentica? Scoprila a chilometro zero. Il 15 e 16 novembre a Nuoro arriva Autunno in Barbagia Mastro Sinnugoro con Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra. Un calice di Canonau, il miele che sa di montagna, i culurgionis fumanti, modissosu, pani lentu o il pane carasau sono solo alcune delle nostre prelibatezze. Il tutto annaffiato da birre artigianali per brindare alla tradizione e poi laboratori, degustazioni e tante storie di chi fa della terra la sua arte. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra ti aspettano ad Autunno in Barbagia Mastro Sinnugoro il 15 e 16 novembre in piazza Suconnottu a Nuoro. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro pomì 2 per 700 grammi a €1,59. Pasta Barilla trafilata al bronzo 2 per 500 grammi a €1,29. Ammorbidente fabuloso 2 per 56 lavaggi a €3,99. Birra Nastro Azzurro 3 per 33 cl a €1,99. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì, tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30, la domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Tortolì con un importante argomento, parliamo di diabete. Il diabete viene identificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una priorità globale per tutti i sistemi sanitari. Ad oggi nel mondo si stimano oltre 5 milioni di adulti con questa patologia e anche la Sardegna, come sappiamo, paga un prezzo altissimo al diabete mellito. L'Ogliastra purtroppo non è da meno, lo sa bene la struttura diabetologica dell'ASL Ogliastra, guidata dalla dottoressa Gisella Meloni, che segue costantemente tantissimi pazienti. Si è tenuto un importante convegno a riguardo sul diabete e sugli approcci multidisciplinari sabato mattina. Per parlare un po' di questo convegno, di che cosa è emerso, abbiamo il piacere di avere al telefono con noi la dottoressa Gisella Meloni, responsabile della struttura diabetologica dell'ASL Ogliastra, che ha organizzato appunto il convegno che si è tenuto sabato. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Dottoressa, grazie a lei per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito. Dottoressa, che cosa è emerso da questo importante convegno che si è tenuto sabato sul diabete mellito? L'obiettivo che ci siamo posti è quello di creare una collaborazione stretta, perché il convegno era rivolto ai operatori sanitari della nostra ASL, ma in particolare medici di medicina generale. E già il titolo si parla di gestione del paziente con diabete mellito da parte di un team allargato, quindi il nostro obiettivo è
fare in modo che i nostri pazienti vengano gestiti e quindi seguiti in maniera corretta da parte di tutti i vari operatori presenti nella nostra ASL. Infatti molto importante è la presenza del primario della cardiologia, la dottoressa Simona Bonano, la dottoressa Moro Sebastiana, era presente anche il primario della medicina, quindi tutte figure molto importanti che ci permetteranno di creare una buona collaborazione. Dottoressa, di che numeri parliamo in Ogliastra? Quanti pazienti sono trattati dalla struttura di diabetologia dell'ASL? Allora, i pazienti registrati, quindi il numero delle cartelle, superano gli 8.000. I pazienti affetti da diabete di tipo 2 sono intorno a 6.000-6.500, sono veramente tanti. I pazienti affetti da tipo 1 750, gli ultimi dati. Possiamo spiegare velocemente la differenza tra diabete 1 e 2? Allora, il diabete sono delle situazioni caratterizzate entrambe da iperglicemia, però sono delle condizioni completamente diverse dal punto di vista eziopatogenetico, epidemiologico, clinico, perché il tipo 1 è una malattia di tipo autoimmune dove vengono distrutte le cellule di Langerhans che producono normalmente l'insulina, quindi sono per lo più giovani che hanno necessità dell'insulina, che quindi iniettano l'insulina durante la giornata o tramite delle penne apposite oppure tramite mucoinfusore. Invece il diabete di tipo 2, che tra l'altro è la forma più diffusa, da circa l'80% e così anche a livello nazionale, è legato ad uno stile di vita e una malattia. C'è una componente genetica, però alla base c'è uno stile di vita spesso non corretto. Ok. Nel convegno che è durato tutta la giornata si è parlato di diversi temi, dall'autocontrollo della glicemia alle tecnologia più avanzata, stili di vita come farmaco senza effetti collaterali, casi clinici, ma anche appunto nuovi farmaci. Ci vuole dire qualcosa a riguardo? Beh, diciamo che la presenza di questi nuovi farmaci hanno cambiato completamente il nostro intervento terapeutico, cioè la strategia, diciamo, perché dopo l'approccio tradizionale è sempre fondamentale, quindi il controllo glicemico, il controllo della pressione arteriosa, il controllo dell'acetolipidico, la cessazione del fumo, il controllo del sovrappeso e dell'obesità sono il caposaldo dove dobbiamo intervenire. Però ci sono questi nuovi farmaci che ci sono delle evidenze scientifiche e tantissimi studi che portano ad una protezione cardiovascolare. Sono farmaci che non provocano ipoglicemie, sono farmaci che riducono la variabilità glicemica, riducono l'inerzia terapeutica, quindi sono in grado di si verifica proprio una protezione cardiovascolare. Tutti i vari studi hanno messo in evidenza una riduzione di questi eventi. E quindi è molto importante intervenire subito, cioè adesso c'è prescrivere il prima possibile proprio per prevenire il problema poi, quindi il numero degli ictus, degli infarti, della insufficienza renale e quant'altro. Parliamo di farmaci che ovviamente vengono messi grazie al sistema sanitario nazionale, sono gratuiti per i pazienti, cosa che non avviene da altre parti dove costano certo. Tantissimo. Sono farmaci molto costosi che richiedono alcuni, gli ultimi, un piano terapeutico. Però i pazienti possono andare nelle farmacie esterne a ritirarli con una prescrizione da parte del medico curante o da parte del specialista diabetologo.
Benissimo, dottoressa, un'ultima domanda, un consiglio ai nostri radioascoltatori sugli stili di vita, anche per, visto come ha detto che il diabete quello più comune purtroppo, a parte la genetica, può arrivare per cause di stili di vita non corretti, che ecco, cosa consiglia? Allora, intanto fondamentale è l'attività fisica, quindi dobbiamo ritagliarci quella mezz'ora almeno durante la giornata e basta una bella passeggiata a passo veloce. L'altro punto fondamentale è l'alimentazione, spesso quindi bisogna, e questo è valido per tutta la famiglia, certo, ridurre o eliminare i dolci, zuccheri semplici, mangiare sempre, iniziare spesso il pasto con la verdura, quindi la frutta e la verdura è necessario che siano presenti in un'alimentazione. E poi la dieta mediterranea è sempre valida, quindi la quantità corretta di carboidrati, grassi e lipidi senza fatta in maniera equilibrata. Perfetto, adesso mi è venuta in mente un'ultima domanda, dottoressa, siccome voi avete organizzato sempre degli eventi proprio sulla salute, ricordo forse lo scorso anno anche una camminata della salute appunto, sì. Avete in mente nuovi appuntamenti aperti ai cittadini? L'ideale sarebbe quest'anno, sempre a fine novembre, organizzare nuovamente la giornata mondiale del diabete. È vero. Perché è rivolta a tutta la popolazione, perché comunque il messaggio, quindi per uno stile di vita corretto, deve essere impattante, quindi cioè più se ne parla, più ci sarà la possibilità di raggiungere dei buoni risultati. Certamente. Grazie dottoressa, grazie per essere stata con noi, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Ecco, abbiamo appena concluso una chiacchierata con la responsabile della struttura diabetologica dell'ASL Ogliastra, la dottoressa Gisella Meloni. Insomma, abbiamo parlato di diabete mellito, di stili di vita e anche di come prevenirlo. I numeri purtroppo anche in Ogliastra sono molto alti, come ci ha raccontato la dottoressa. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Lanusei. Il coordinamento Giù le Mani dall'Ogliastra ancora una volta lancia un allarme sulla possibile chiusura del punto nascita, che sappiamo, chiusura definitiva, sappiamo ormai che da più di 2 anni e mezzo è in stand-by, e lo fa con una nuova missiva indirizzata all'assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi e alla presidente della regione Alessandra Todde. L'appello è quello di attivare subito la procedura per la deroga ministeriale prevista dal decreto 70/2015. Secondo la normativa nazionale, le regioni possono richiedere una deroga per mantenere operativi i punti nascita con meno di 500 parti annui in aree geograficamente difficili. L'Ogliastra, appunto, con la sua conformazione orografica complessa e le difficoltà di collegamento con gli altri ospedali, rientra perfettamente in questi criteri, ed è questo quello che sottolinea il comitato in questa nota. La chiusura del punto nascita non sarebbe solo un danno sanitario, ma un colpo alla sicurezza delle madri e dei neonati, con il rischio di una desertificazione sanitaria irreversibile della provincia, lo dichiara Adriano Micheli, portavoce del coordinamento, che sollecita quindi l'attivazione immediata della richiesta di deroga al comitato percorso nascita nazionale, il coinvolgimento di questo, delle direzioni di Ares e ASL e dei sindaci dell'Ogliastra, la massima priorità per ogni intervento necessario a garantire la piena operatività del punto nascita di Lanusei. Andiamo avanti ora, ci spostiamo a Tortolì. È un legame forte, storico, quello tra la comunità di Arbataxina e quella ponzese, da quando a fine 800, primi del 900, arrivarono i pescatori dall'isola di Ponza, una connessione che si è rafforzata ancora di più. Infatti l'amministrazione ha deciso di suggellarla con un gemellaggio. Ieri in comune c'è stata la firma del protocollo d'intesa tra i sindaci Marcello Ladu e Francesco Ambrosino. Ricordiamo appunto i primi che arrivarono
ad Arbatax i primi ponzesi li riconosciamo dai cognomi: gli Aversano, i Mazzella, i Musella, e poi gli Iacono, i Francavilla, i Balsano, i Romano, i Calisi, i Vitiello, Morlè, Cristo Avellino, sono tutti nomi che ben riconoscibili ponzesi. La firma in comune del protocollo d'intesa tra i sindaci Marcello Laduo e Francesco Ambrosino ieri in comune è stato solo il culmine di 3 giorni di eventi, di iniziative. Si è partiti infatti sabato a Cala Genovesi, dove l'amministrazione ha accolto il sindaco e una delegazione di 64 ponzesi. C'è stata poi una successiva processione per il borgo in onore di San Silverio, e poi domenica al Teatro San Francesco insieme al gruppo Folk Sant'Andrea, ancora con la delegazione ponzese, è seguito il Festival della Parola in collaborazione con il Caffè Letterario, dove Margherita Musella, di origini ponzesi, ha condotto un incontro culturale dedicato al gemellaggio, e poi la sera è stata accompagnata dal coro di Arbatax diretto da Luisa Balzano. Lunedì appunto si è concluso col giuramento di fraternità, consolidare quel patto tra le due comunità unite dal mare, dalla fede, da un'amicizia sincera che si rinnova e si è rinnovata nel tempo. Ieri sera poi alla Torre San Miguel un incontro dedicato alla storia con proiezione di immagini d'epoca di Arbatax. Era presente a questo incontro anche Silverio Francavilla, ponzese imprenditore, ormai residente a Tortolì da tantissimi anni, che ha svolto un ruolo fondamentale come intermediario tra le delegazioni, contribuendo così a consolidare questo legame fortissimo tra le due comunità. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Barisardo, dove verrà presto attivato uno sportello di ascolto e supporto psicologico a scuola. Viene messo a disposizione dal Comune di Barisardo e dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra. Sarà attivo dal 14 novembre all'Istituto Comprensivo Pischedda, un importante strumento di ascolto, consulenza e sostegno. La finalità è quella di discutere temi riguardanti la famiglia, i figli, la scuola, i rapporti tra scuola e famiglie e tra compagni. Il servizio sarà coordinato dalla dottoressa Francesca Marongiu ed è rivolto agli alunni della scuola media, ai genitori e ai docenti di tutti gli ordini scolastici. Crediamo fortemente nel valore di questo progetto, che negli anni ha saputo integrarsi con la vita scolastica e contribuire a creare una comunità più attenta, solidale e vicina ai bisogni educativi e relazionali dei nostri ragazzi. È il commento dell'assessora con delega all'istruzione del Comune di Barisardo, Francesca Uda. Chiudiamo spostandoci a Tortolì. Si parla di inclusione ancora una volta con il progetto Passo del Plus Ogliastra e la cooperativa Itaca, con il quale intendono valorizzare il ruolo delle persone con disabilità e renderli davvero protagonisti attivi della vita sociale e lavorativa. Questo progetto sarà presentato giovedì 13 novembre alle 10 nella sala conferenza della Biblioteca Comunale di Tortolì. L'incontro rappresenta l'occasione per illustrare alla cittadinanza, alle istituzioni, alle imprese e ai potenziali beneficiari le finalità e le opportunità del progetto Passo, percorsi di autonomia e sostenibilità sociale in Ogliastra. Sono previsti interventi personalizzati per favorire la crescita personale, l'autonomia e l'inserimento socio-lavorativo appunto di persone in condizioni di fragilità. L'appuntamento per chi fosse interessato è giovedì 13 novembre alle 10 nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Tortolì. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.